San Stino di Livenza un'altra donna uccisa, è Cinzia Luison, 60 anni, parrucchiera, il compagno 65enne l'ha colpita con un oggetto contundente, forse una bottiglia. Il drammatico racconto del vicino di casa che ha soccorso la figlia minore della coppia accogliendola da lui. Si è trovata di fronte la mamma senza vita, il padre le è andato incontro e lei è scappata. La vittima aveva un negozio di parrucchiera a Blessaglia di Pramaggiore, il marito incensurato era un ex dipendente a CTV, la coppia ha 2 figlie, lo strazio di un'amica, con lei se ne va un pezzo di sole. In aumento le misure di prevenzione del questore anche nel contrasto alla violenza sulle donne. In un anno i provvedimenti sono passati da 70 a 124, pugno duro anche sulle baby gang. Altre 3 espulsioni questa mattina durante i controlli in via Piave a Mestre, il questore Mascio Pinto. Dietro questo risultato c'è un grande lavoro di squadra. Aperta a tutti i residenti del comune, è partita la consultazione via internet sul contributo d'accesso a Venezia. Le categorie di settore bene, ma nella gestione del turismo siamo in ritardo di anni. Sono gravissimi i danni che il moto ondoso sta provocando alle fondamenta dei palazzi veneziani. Una mappa interattiva del gruppo 25 aprile mostra le conseguenze canale per canale. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia, dunque dei telegiornali di Antenna 3. Subito il focus sull'ennesimo femminicidio registrato in Veneto a San Stino di Livenza, dove un 65enne ha ucciso, forse a colpi di bottiglia, la compagna, chiamando poi il 112. Una figlia è corsa via, è scappata rifugiandosi dai vicini. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto, che sono fin dai primi momenti lì sul posto. Buonasera Daniela. Buonasera Lina, buonasera anche ai telespettatori. Cinzia è stata massacrata proprio a colpi di bottiglia dal compagno, il compagno di una vita. Con lei da qui in questa casa viveva dal 97, avevano 2 figlie, la più piccola 22 anni e quella più grande 26 anni. La finestra che vedete è dove si trova il corpo di Cinzia, che sta per essere portato via proprio in questo momento. Litigi nessuno dice, qualcuno dice non li abbiamo mai sentiti, nemmeno nel momento in cui Cinzia è stata uccisa, non si sono sentite urla nella casa, nulla. Eppure il compagno l'ha uccisa in maniera davvero drammatica. È entrata la figlia e ha visto il corpo della madre, è scappata di casa e ha chiesto aiuto al vicino proprio che abita nello stesso pianerottolo, che l'ha portata dentro la sua abitazione, l'ha rassicurata, l'ha tenuta al sicuro, e poi sono arrivati i carabinieri che sono stati chiamati proprio da lui, dal compagno che aveva ucciso la donna. Sentiamo le parole del vicino di casa. Ha sentito le urla della figlia quando è arrivata a casa? Quando l'ho soccorsa giù, ero in casa, ho sentito delle urla. A lei le ha sì. Ho aperto la porta, mi hanno detto vai giù, e c'era sua figlia che è scesa giù dalle scale urlando. Dopo ho detto cosa è successo, ho visto che lei è entrata e ha visto la mamma distesa a terra. Sì, è entrata, ha visto la mamma chiusa la porta, l'ho soccorsa in casa e dopo sono andati alle forze dell'ordine, li aveva già chiamate lui. Lei dov'era? In salone? In casa. Cinzia gestiva un salone a Pramaggiore assieme alle 2 sorelle, una persona sempre sorridente, solare, piena di vita, così ce la descrive proprio un'amica che è venuta qui disperata quando ha saputo la notizia. Io l'ho conosciuta un po' di anni fa, sono stata anche nel suo negozio un po' di volte, ma accogliente, ha presente di incontrare una persona eccezionale, favolosa, che ti mette a tuo agio. Sorridente. Ma bella, il sorriso, piena di vita. Io oggi quando l'ho saputo chiedevo a mio marito Cinzia chi? Quando mi ha detto la parrucchiera, cioè io sono rimasta non sorpresa, malissima, perché dai per scontato che sono quelle persone piene di vita, piene di... A lei, no, non è possibile. Poi ho pensato subito a Irene, alle figlie, cioè... Mai un problema, mai un litigio, non si capisce cosa sia accaduto. Ma per quello che so io no, però come le dicevo tante volte, queste cose che succedono, cioè non vieni mai a sapere, sembrano quelle cose nascoste in casa che nessuno ne vuole parlare. Magari queste donne
Però mi metto anche nei loro panni, per non parlarne non è mica facile, giusto? Lei ha detto se n'è andato via una parte. Via un pezzo di sole, un pezzo di vita gioiosa, un pezzo di... E io stasera le prime preghiere sono per lei, per la Cinzia, perché poi le persone tante volte non serve frequentarle tutti i giorni, sai, anzi forse hai un rapporto ancora più bello, no? Più sincero, no? E io Cinzia non è una signora che io, però mi è bastato quel poco conoscerla, una persona bella, positiva, le senti subito a pelle le persone, no? Giuseppe Pitteri, 65 anni, ex dipendente CTV, era da 2 anni che era in pensione, e anche il sindaco di San Stino, Cappelletto, ci dice una famiglia tranquillissima, mai una discussione, non abbiamo mai avuto nessuna percezione di un litigio, assolutamente una famiglia come tante. Sentiamo proprio le sue parole. Mi pare che sì, elementi particolari, una famiglia tranquilla, insomma, io per quello che ho modo di conoscerlo, di vederli o di incrociarli, insomma, in particolar modo Cinzia, ma ricapitava con rientro e l'uscita da lavoro, insomma, ci si incrociasse, ma insomma, famiglia tranquilla. Mai un litigio? Beh, quanto possa risultare a me, mai, insomma, non c'è nessun elemento, ma neanche una mezza parola sentita mai di una situazione o cose di questo tipo, per cui adesso sono lì in attesa di capire un po' la ricostruzione un po' di quello che può essere successo. Mi pare che adesso sì, in questi momenti adesso insomma io ho attraversato la piazza e ho sentito 5 storie e 5 ricostruzioni diverse, no? E quindi penso sia giusto per rispetto di chi sta soffrendo adesso avere elementi certi. Le 2 figlie si trovano ora a casa della nonna materna qui a San Stino. La casa si trova a circa 1,5 chilometri dalla loro abitazione, da dove è venuta la tragedia, e come vi ho detto stanno per portare via il corpo di Cinzia. Il magistrato è andato via qualche minuto fa e ovviamente non ha voluto parlare, mentre Giuseppe Pitteri si trova nella caserma di Portogruaro, dove lo stanno ascoltando i carabinieri per cercare di capire perché è avvenuto tutto questo, perché questa tragedia. Linea, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie a Nicoletta. Naturalmente dovessero esserci aggiornamenti, Daniela, non esitare a chiederci la linea anche per eventuali nuove immagini da San Stino di Livenza. Noi andiamo avanti. Proprio questa mattina in questura era stato presentato il bilancio delle misure preventive adottate nell'ultimo anno, a partire da quelle per fronteggiare le violenze sulle donne. Cerchiamo il più possibile di evitare che le violenze possano riproporsi. Non è semplice, l'Italia è un paese dove ogni 3 giorni registriamo un femminicidio. Con l'aiuto di tutti, compresi i vicini di casa, gli amici, i colleghi di lavoro, che devono segnalare le violenze, devono farlo, cerchiamo di intervenire nel modo più efficace possibile. Nel giorno in cui si è verificato l'ennesimo femminicidio, la Questura ha fatto il punto sull'importanza di adottare le misure preventive, a partire dalla violenza sulle donne. Solo nel 2021 il Questore ha emesso 70 provvedimenti, mentre nel 2022 sono arrivati a 124, di cui 50 per atti persecutori e 74 per violenza domestica. Ma le misure riguardano anche altri ambiti. Quest'anno, escluso il mese di dicembre, il Questore ha emesso 58 avvisi orali, 171 fogli di via, 104 DASPO, 46 DACUR, divieto di accesso a specifiche aree urbane, e 124 ammonimenti. Si tratta di misure di carattere amministrativo, non penale. Tra questi il DASPO Willy, utilizzato per contrastare il fenomeno delle baby gang, come quella che ha seminato il terrore a Jesolo quest'estate o nel centro di Milano, con taglieggiamenti, rapine e aggressioni a danno di giovanissimi studenti. Abbiamo individuato dei comportamenti riferibili a diversi ragazzi minorenni che hanno destato preoccupazione nella popolazione locale, nella popolazione studentesca in particolar modo, e di conseguenza siamo intervenuti anche in quel caso e d'intesa con l'autorità giudiziaria, impedendo a questi ragazzi di frequentare le aree dove più frequentemente avvenivano le aggressioni, anche episodi di spaccio e anche leggeri episodi di estorsione che in quel modo impediamo si ripropongano.
Altre 3 espulsioni intanto questa mattina durante i controlli in via Piave a Mestre, il questore Mascio Pinto. Dietro questo risultato, dice, c'è un grande lavoro di squadra. 3 immigrati fermati dall'Arma dei Carabinieri. Ecco, la squadra funziona, grande collaborazione, grandi risultati. Continuano le espulsioni grazie ai servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura in via Piave a Mestre. E dopo gli arresti e le denunce dei giorni scorsi, queste ultime si aggiungono alle espulsioni delle ultime settimane. Un lavoro in sinergia con le altre forze di polizia, ha evidenziato il questore Mascio Pinto, con carabinieri, guardia di finanza, polizia locale. È una grande orchestra che sta suonando in questo caso una musica molto mirata, stiamo lavorando sulle espulsioni, quindi questo porterà sicuramente a un mutamento anche della realtà sul territorio. Devo dire che i risultati si vedono, qui abbiamo una grande squadra che una volta individuato l'obiettivo lavora in maniera sinergica. Questo è un fattore importante perché vedete, uno dei valori della sicurezza in questo Paese, che trova le sue radici nella legge 121 dell'81, la riforma della polizia, è quello del coordinamento. Il coordinamento è l'anima del risultato. In questo territorio abbiamo un grande coordinamento, io ne sono molto soddisfatto. Il cadavere di un ragazzo tra i 25 e i 30 anni è stato avvistato dentro una canaletta in pochi centimetri d'acqua dietro a un distributore di benzina in via Orlando a Mestre. Sul posto vigili del fuoco, volanti della polizia, inutili soccorsi. Il giovane di origini straniere, forse un senza tetto, era già morto. Sul corpo non sarebbero state riscontrate lesioni né traumi riconducibili a cause violente. Per questo la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per una compiuta identificazione ed eventuali approfondimenti. La pista che si sta seguendo sembra quella del malore o una morte per freddo o stenti. Ora ci fermiamo dopo questa ampia pagina di cronaca per un break pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali che si è aperta con un nuovo femminicidio, il delitto di San Stino di Livenza. Andiamo avanti con le altre notizie e vi sottopongo il quesito del sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre poi sveleremo nel corso di Ring, la trasmissione di politica della prima serata di Antenna 3. Un ticket per entrare a Venezia, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. E a tutti i residenti del comune di Venezia è stata sottoposta la consultazione via internet proprio sul contributo d'accesso alla città. Le categorie di settore dicono bene, ma nella gestione del turismo siamo in ritardo di anni. La consultazione sul sito del Comune è partita. Fino al 7 gennaio tutti i residenti sopra i 16 anni e tutti coloro che in città studiano o lavorano da almeno un anno potranno esporre osservazioni e suggerimenti sul contributo d'accesso a Venezia e isole. L'iniziativa appare largamente condivisa, ma con diversi distinguo, come quelli di Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Le categorie hanno molte competenze, non parlo solo dell'Associazione Veneziana Albergatori, parlo di tutte le categorie. Sentire la cittadinanza è utile, però il rischio è quello di sentire interessi assolutamente micro particolari che non sono poi rappresentativi delle esigenze della città. In piazza San Marco, dove tradizionalmente i flussi turistici raggiungono il picco massimo, Claudio Verniere è presidente dell'associazione che riunisce commercianti ed esercenti dell'area marciana. Il problema è che a livello di gestione del turismo siamo ancora a nulla. Il contributo dovrebbe essere uno strumento per riuscire finalmente a gestire i flussi turistici in una città che per anni è stato l'esempio di overtourism e di malagestio a livello mondiale. Che si sia in ritardo lo pensano anche a Rialto, altro centro nevralgico del turismo a Venezia. Secondo il portavoce dei commercianti Ginio Mascari, flussi o non flussi, il contributo d'accesso servirebbe a finanziare l'enorme opera di manutenzione della città. Io credo che sia una consultazione tardiva, anzi non capisco come mai non sia già stata approvata un qualcosa per dare questo contributo d'accesso in una città che fondamentalmente ha sempre tanto bisogno di soldini. Quali frutti avrà portato la consultazione lo si vedrà quando si tireranno le somme di opinioni e suggerimenti ricevuti. Poi sarà tempo di prendere una decisione. Cristina Giussani è presidente della Confesercenti di Venezia. Una volta finita la consultazione dei cittadini ci aspettiamo di essere comunque riconsultati, riconvocati noi come categorie e alla fine essere noi insieme al Comune a stabilire un pochino le modalità di questo processo.
Nel frattempo sono gravissimi i danni che il moto ondoso sta provocando alle fondamenta dei palazzi veneziani. Il drammatico esercizio di equilibrio a cui è oramai costretto questo stabile è significativo della precaria condizione di salute in cui versa Venezia, al di là delle immagini da cartolina che tanto piacciono sui social. Oltre a scale crollate o che assumono la forma di uno scivolo, a pezzi pronti a staccarsi dalle rive, un impressionante quantitativo di voragini che si stanno allargando sotto i palazzi sono state raccolte in una mappa interattiva dal gruppo 25 aprile che lancia l'allarme. Quando l'acqua appunto è più bassa ci ha consentito di vedere delle vere e proprie falle, delle voragini, dei buchi impressionanti dentro le mura dei palazzi, e questo crea poi un cedimento strutturale del palazzo a lungo andare. Che il moto ondoso faccia malissimo a Venezia lo si denuncia da almeno 60 anni, eppure, così come per lo spopolamento della città, non si è mai assistito ad una seria politica di contrasto del fenomeno. Anzi, il traffico di mezzi a motore nei canali è aumentato a livelli mai raggiunti prima. Si parla sempre di intervenire, ma non si interviene mai, perché ho l'impressione che la politica veda questo provvedimento di malocchio, in quanto sicuramente molte categorie avranno da obiettare. Però io penso che rispetto al bene di queste categorie il bene Venezia sia di gran lunga superiore. I risultati di una ricerca che è in continuo aggiornamento e a cui tutti possono partecipare sono stati presentati nella sede di Italia Nostra alla Presidente della Quarta Commissione Consiliare Deborah Onisto, che sta lavorando sul tema. La continua erosione, il continuo battere sia dell'onda ma anche l'inquinamento idrodinamico sotto tutto il movimento dell'acqua sposta, erode le fondamenta e che vengono a svuotarsi un po' alla volta e quindi poi cedono. La sospensione dall'incarico dell'allora provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone è stata illegittima, l'ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Venezia, annullando il provvedimento del settembre 2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture aveva disposto la sospensione per 3 mesi e senza stipendio della sua dirigente. Una decisione che fece clamore, l'ultimo atto di una battaglia interna sulla gestione dei lavori del Mosi, che aveva visto il provveditore Zincone contrapporsi al commissario sblocca cantieri Spizia e al capo dipartimento del Ministero Bramezza. Per Zincone fu una cacciata anticipata a 3 mesi dal pensionamento, una macchia che le fece impugnare il provvedimento e che ora, come avete sentito, è stato annullato. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo. A me non rimane che salutarvi. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al Meteo. La pressione si mantiene abbastanza stabile sul nostro territorio, dunque anche il tempo sarà buono. Il dettaglio di mercoledì 7 dicembre. Sul Veneto fin dalle prime ore del giorno il cielo risulterà coperto un po' su tutte le zone di pianura, con nebbie anche fitte. A seguire non mancheranno ampi spazi di sereno. Temperature stazionarie o con variazioni di carattere locale, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece comprese tra i 7 e gli 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui qualche nebbia o nube bassa di mattina sulla costa. Dal pomeriggio ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a 1-8 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tanto sole anche qui un po' dappertutto, con qualche addensamento ma senza piogge. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.